violentissima perturbazione su Polesine, nel litorale veneziano, trombe d'aria e nubifragi con alberi sradicati, tetti scoperchiati. La testimonianza del sindaco di Padova, Giordani, in vacanza. Mai visto una cosa del genere? Sgominata dai carabinieri da Padova una banda di sinti specializzati in assalti armati paramilitari, colpi accertati nel Vicettino del Padovano, ma potrebbero essere molti di più. La provocazione di un imprenditore che per protestare contro l'accoglienza dei profughi a Francenigo, fortemente sostenuta dal parroco, invitano con un volantino i compaesani a boicottare le offerte in chiesa. Sesso in calle a Venezia, l'appello di Caparsette veneziani, basta video su internet, fa da cassa di risonanza e rischia di incrementare il numero anziché scoraggiarli. Tragedia ieri sera al Lido di Venezia, 52enne in barchino urta una bricola e finisce in mare, il corpo dell'uomo recuperato più tardi dai vigili del fuoco. Non ce l'ha fatta la piccola Aurora, la bimba di Fossò, morta solo 8 anni dopo aver lottato a lungo contro una grave malattia. 3 anni fa aveva dato i suoi soldi all'associazione Team for Children. Vendemmia 2017, caldo e siccità hanno anticipato la maturazione delle uve, in particolare del Pinot, già iniziata la raccolta in Veneto orientale. Ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est, lo avete quindi sentito dai titoli: violentissima perturbazione su Polesine e litorale veneziano, trombe d'aria, nubifragi con alberi sradicati, tetti scoperchiati e campeggi nel panico, danni ingenti e centinaia di interventi tuttora in corso. Un disastro annunciato, un disastro confermato, ma ancora una volta la furia del maltempo si è scatenata oltre le previsioni. Una perturbazione violentissima che si è abbattuta in particolare sul delta polesano e lungo il litorale veneziano, non risparmiando la Marca trevigiana. Trombe d'aria, grandine come palloni, pioggia, alberi sradicati, spiagge devastate, camping nel panico. Decine e decine di squadre dei vigili del fuoco in azione per centinaia di chiamate. Le prime segnalazioni in alcune località del delta del Po, nel Rodigino, poco dopo le 16, zone colpite da una tromba d'aria che ha divelto pini secolari tra Rosolina, Portoviro e Albarella. Tetti scoperchiati, danni alle abitazioni, ma per il momento nessun ferito segnalato. Ad Albarella in vacanza c'è il sindaco di Padova, Sergio Giordani. Ecco il suo racconto. Ho visto un disastro, non ho mai visto nella vita mia una cosa, c'è stato... c'era acqua, pioggia, alberi, ho visto una cosa incredibile. L'isola è devastata, manca energia elettrica, manca l'acqua, manca tutto, si è fermato completamente, sono le strade interrotte, sono camioni di vigili del fuoco, c'è gente che sta lavorando, tetti che sono volati via, incredibile. Adesso è rispuntato il sole in questo momento perché era buio, era nero, per cui è stata io ho mai visto nella mia vita una cosa del genere. Ho visto un camper tagliato in due, tagliato letteralmente in due da un albero. Incredibile quello che è successo. Altra situazione devastante lungo il litorale veneziano, in particolare nelle aree balneari fra Jesolo e Punta Sabbioni, dove i vigili del fuoco stanno intervenendo per la caduta di alberi sulla sede stradale e lo sradicamento di alcune tende nei campeggi. Sul posto, per liberare le strade dalle piante cadute, per aiutare le persone a mettere in sicurezza le proprie abitazioni, sono mobilitati vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e mezzi della protezione civile. Ci sono strade completamente bloccate con alcune strutture ricettive come villaggi e campeggi che hanno subito alcuni danni dalla caduta degli alberi. Disagi anche nella base della Croce Rossa di Jesolo, con gli ingressi quasi ostruiti per la caduta di tronchi. Disagi segnalati anche nella zona dell'Acqualandia con fuggi dalle spiagge. Raffiche di vento fortissimi che hanno lambito anche la Marca trevigiana, dove la situazione più critica è a Silea. Un albero si è abbattuto su un'auto, ferendo il conducente. Ed è di poco fa la notizia che una persona viene data per dispersa ad Albarella a causa della tromba d'aria sulla costa della provincia di Rovigo. Secondo l'ULS 5 si tratterebbe di un uomo che testimoni avrebbero visto camminare sul molo e sparire all'improvviso inghiottito da una ondata. Alle ricerche collaborano i vigili del fuoco. E cambiamo argomento, i carabinieri hanno sgominato una banda di rapinatori che colpivano tra le province di Padova e Vicenza. Sentiamo. Assalti armati condotti con modalità paramilitari a farmacie, sale giochi, persino la filiale di un'agenzia assicurativa. Erano spregiudicati e pericolosi i componenti del commando che colpiva tra le province di Padova e Vicenza. Un'associazione a delinquere specializzata in furti e rapine, sgominata dai carabinieri di Padova al termine di 8 mesi di indagini. In manette 4 italiani di etnia Sinti residenti a Bassano del Grappa, Villa del Conte, Arsiero e San Giorgio in Bosco.
Sicuramente da quello che abbiamo visto e da come hanno operato, e anche nel momento in cui 3 di loro sono stati arrestati a marzo scorso, erano persone quantomeno ben orientate sull'attività criminale e anche ben disposte ad utilizzare la violenza qualora fosse stato necessario. La banda organizzatissima sceglieva gli esercizi pubblici da depredare valutandoli per volume d'affari, clientela facilmente aggredibile e fasce orarie di maggiore affluenza. Il primo colpo è datato 13 gennaio in una farmacia di San Martino di Lupari, quindi il 9 febbraio 2 tentate rapine in un ristorante di Piazzola sul Brenta e in una sala giochi di Camisano Vicentino. Un paio di settimane dopo la banda torna alla carica con un doppio assalto ad un'agenzia delle assicurazioni generali di San Martino di Lupari e ad una sala giochi di Mestrino che frutta quasi 5.000 euro. Come ci si è arrivati? Si è partiti da una rapina consumata a gennaio 2017 a San Martino di Lupari ed è stato interessante l'attività fatta dai militari della stazione, i quali sono riusciti a individuare, dopo un'attenta visione delle telecamere di videosorveglianza, la macchina pulita che è stata usata per lasciare il territorio. 3 dei 4 arrestati erano già stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria per la rapina ad una farmacia di Grumolo delle Abbadesse. Ora le indagini delle forze dell'ordine hanno chiarito l'organigramma, i componenti dell'associazione, nonché tutte le tappe di un'attività criminale per la quale si sono aperte le porte delle carceri di Padova e Vicenza. Ci spostiamo nel Trevigiano con la provocazione di un imprenditore che per protestare contro l'accoglienza dei profughi a Francenigo di Gaiarine, fortemente sostenuta dal parroco, invita in un volantino i compaesani a boicottare le offerte in chiesa e si dice pronto addirittura a dire la sua dal pulpito. Bisogna toccarli nel portafoglio, che è la parte dove punge di più. Smettere di fare l'elemosina in chiesa per protestare contro l'accoglienza in paese di un gruppo di richiedenti asilo. È l'invito che un noto imprenditore del mobile di Gaiarine, Emiliano Piovesana, fa ai propri concittadini attraverso un volantino in distribuzione da oggi contro l'arrivo dei migranti in questa casa in centro a Francenigo, di proprietà di un privato, l'ex assessore Giuseppe Panontin. Piovesana, cugino della presidente di un'industria a Treviso, invita al boicottaggio tanto del parroco Don Piero Salvador, forte sostenitore dell'accoglienza, quanto dell'attività di famiglia della moglie del privato, un lavasecco. Il breve decalogo parte proprio dalla parrocchia. Il primo comportamento, come ho scritto qui, è di non fare più le elemosine in chiesa né dare oboli ad un sacerdote al quale non interessano le paure e le opinioni dei paesani e che in ogni caso potrà sempre battere cassa riscuotendo gli utili generati dall'ospitalità dei migranti. Piovesana è pronto anche a salire sul pulpito se nelle sue omelie Don Piero dovesse ritornare sul tema accoglienza. Si nascondono dietro il discorso umanitario, ma è solo un discorso speculativo. Crea molto imbarazzo e dopo la Chiesa che sia di mezzo non è sicuramente una cosa positiva. In paese la mobilitazione continua con la raccolta firme contro il nuovo insediamento e lo sconcerto di chi, come questa ragazza, rischia di ritrovarsi i migranti in terrazzino, visto che le finestre della casa che li ospiterebbe vi si affacciano senza alcuna barriera. Io ho voluto più che altro fare una provocazione abbastanza forte. Dopo le ferie credo che organizzerò una fiaccolata da farsi di fronte alla chiesa. E ai nostri microfoni il parroco di Francenigo si dice pronto a cambiare idea, ma rimane determinato a trovare un posto per accogliere fino a 6 migranti e chiede ai parrocchiani di fare una controproposta. Sentiamolo. È un volantino frutto di un papà che è eccessivamente preoccupato per i 2 figli, che non possa succedere qualche cosa ai suoi 2 figli. Io lo posso capire, lui ha messo le mani avanti e in maniera anche esagerata. Don Piero Salvador, parroco di Francenigo, non nasconde di stare lavorando da 1 anno e mezzo all'accoglienza dei migranti nella frazione di Gaiarine. La sala parrocchiale aveva ospitato nel marzo dell'anno scorso un incontro con Prefettura e Caritas. Da allora erano state una 50 le soluzioni suggerite e scartate, ancora in ballo quella di una mansarda sopra un ambulatorio medico, ma manca il via libera del comune. Essendo 6.000 abitanti più il comune di Francenigo, potremo accogliere fino a 6 profughi. Eccessiva per Don Piero la mobilitazione contro l'utilizzo dell'edificio in centro a Francenigo acquistato dal privato allo scopo di accogliere dei richiedenti asilo. Siamo ben lontani dalla realizzazione. Poi, visto questo atteggiamento di rifiuto,
sì, si può benissimo dirottare questi profughi da un'altra parte. Ecco, e inviterei la popolazione di Francenigo di farsi carico di trovare un'abitazione che sia adatta. Parroco e promotori dell'iniziativa pronti a cambiare idea, quindi. Io ho parlato col vescovo. Il vescovo mi dice: Don Piero, tu non puoi ospitare migranti con te perché non potresti più fare il parroco, dovresti fare il custode di questi migranti. E poi dice: abbiamo tante canoniche libere, quindi piuttosto vediamo di utilizzare quelle. Ci spostiamo ora nel veneziano. Fare da cassa di risonanza a episodi di degrado nel centro storico veneziano rischia di incrementare il numero anziché scoraggiarli. È la teoria dell'assessore veneziano al sociale Simone Venturini, che lancia un appello: basta coi video su internet. Far da cassa di risonanza a un video che può circolare non aiuta a lanciare il messaggio che a Venezia questo non è consentito. L'appello è a media e residenti veneziani, ai quali l'assessore al sociale Simone Venturini chiede di non dare troppo spazio e troppa importanza a episodi come quelli sulla bocca di tutti nelle ultime 24 ore. Su 30 milioni di turisti che ogni anno giungono in città ci saranno sempre dei cretini, e i cretini come tali devono essere presi, trattati, multati e sanzionati. Cerchiamo però noi di non essere i migliori alleati di questi cretini nell'esaltare queste loro gesta, perché è quello che cercano risonanza, cercano uno spazio in cui essere famosi, un momento di gloria. Non vorrei che fossimo noi a darglielo. Spesso questi video vengono diffusi con la buona intenzione di denunciare il degrado per sollecitare un intervento, riconosce Venturini, ma il rischio è quello di ottenere l'effetto contrario. È più utile una telefonata alla centrale di polizia urbana, alla centrale operativa del 112 per intervenire e per identificare queste persone e fargli pagare i 5.000 euro di sanzione amministrativa prevista per altri sceni in luogo pubblico. Non è vero che a Venezia c'è l'impunità per chi non rispetta le regole, conclude l'assessore, come provano alcuni recenti e incontestabili fatti. Cito l'inasprimento delle regole, del regolamento sul degrado e sul come ci si comporta in città, con multe pesantissime che stiamo facendo pagare. Ieri ai cittadini tedeschi hanno pagato un sacco di soldi per essere circolati con le biciclette in città, quindi attività forti di repressione, ma anche attività di educazione del turista. Rimaniamo a Venezia. Hanno preso finalmente servizio gli sbandierati rinforzi della polizia locale in centro storico. Sono entrati in azione poche ore fa i 29 vigili stagionali chiamati a pattugliare l'area monumentale di Piazza San Marco, di rinforzo ai colleghi assunti stabilmente dal Comune. Ad accompagnarli nella loro prima uscita l'assessore alla sicurezza Giorgio Deste, che poco prima di riceverli ufficialmente sotto il todaro ha affiancato un breve intervento per spiegare ai genitori di questi bambini che il Salotto del Mondo non è un parco acquatico dove giocare seminudi a schizzare i passanti. Venezia è una delle città più importanti del mondo, ha dichiarato poi l'assessore dando il benvenuto ai nuovi agenti. Da voi ci si aspetta non l'impossibile, ma sicuramente il massimo impegno per garantire la sicurezza e il decoro, in particolar modo nei luoghi in cui c'è la maggiore concentrazione turistica. Sarà mia premura, ha aggiunto, accompagnarvi fisicamente in alcune occasioni per testimoniarvi la vicinanza dell'amministrazione e del sindaco Luigi Brugnaro. Ti senti più sicuro adesso? Mi sento molto sicuro adesso. Sicurissimo. Tutti per barbetta, fantastico. Forza Venezia, vai a Brugnaro. Non ce l'ha fatta la piccola Aurora di Fossò, morta a soli 8 anni dopo aver lottato a lungo contro una grave malattia. Lei, dolce e sempre sorridente, aveva ricevuto il premio per la sua bontà, aveva dato i soldi del suo salvadanaio all'associazione Team for Children. Aveva incantato l'Italia intera con il suo sorriso, la sua generosità e la sua forza d'animo. Aurora Maniero, 8 anni, all'età di 5 aveva chiesto per il suo compleanno di non ricevere dei giocattoli, ma dei soldi. Li aveva raccolti nel suo salvadanaio e poi li ha voluti donare al Team for Children. Un gesto dolcissimo che aveva emozionato tutto il paese. Aurora aveva vinto un premio per la sua bontà, ma dietro il suo sorriso la sofferenza. Da anni la piccola lottava contro la leucemia, una malattia terribile che non le ha lasciato scampo.
Valchiampo. Il cuoricino di Aurora ha smesso di battere martedì scorso, lasciando nella disperazione i genitori e la sorellina. La bimba aveva fatto innamorare il reparto di oncomatologia pediatrica di Padova, dove era seguita e dove era ricoverata. Il suo sorriso, la sua dolcezza e il suo coraggio avevano colpito tutti, medici ed infermieri. I genitori lo scorso fine settimana sono riusciti ad esaudire uno dei sogni della piccola Aurora, quello di vederli uniti in matrimonio. Così, in un agriturismo sui colli, si sono sposati. Una felicità immensa per Aurora. Nell'ultimo periodo, però, le sue condizioni, nonostante le cure dei sanitari, erano peggiorate. Martedì scorso la situazione è precipitata. Il funerale si terrà sabato prossimo nella chiesa di Fossò. Rimarrà indelebile quel gesto meraviglioso e quel sorriso che ha incantato tutti. Incidente nautico ieri sera al Lido di Venezia, muore un 52enne. La tragedia si è consumata poco prima delle 21:30 di ieri sera al Lido di Venezia, nelle vicinanze dell'attracco dei Vaporetti a Santa Maria Elisabetta. Un uomo a bordo di un barchino è finito in mare ed è morto dopo che la sua imbarcazione ha urtato una briccola. La vittima è Vanni Iannaccio, veneziano di 52 anni. Il suo corpo è stato recuperato attorno alle 23 dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco, accorsi in zona dopo aver ricevuto l'allarme lanciato da un'altra imbarcazione che precedeva il barchino. La dinamica dell'incidente nautico è al vaglio delle autorità competenti. Con i Vigili del Fuoco anche il personale della Capitaneria di Porto, i Carabinieri e la Polizia. La notizia della disgrazia si è diffusa rapidamente a Murano, dove era nato Vanni Iannaccio, persona molto conosciuta e ben voluta. L'uomo lascia 2 figli, uno dei quali residente all'estero. Ed ancora cronaca, 2 tragedie nel giro di poche ore nella Marca. Un pedone è stato travolto a Vittorio Veneto ed è morto poco dopo all'ospedale, mentre a Casale uno scooterista è uscito di strada finendo dentro un canale. Sentiamo. 2 incidenti, 2 vittime. Questa mattina, poco prima delle 6 a Vittorio Veneto, un camion ha investito un passante che in quel momento stava attraversando la strada all'altezza di Via Piave. La vittima è Ernesto della Giustina, un 66enne vittoriese. L'uomo è stato urtato dallo specchietto del mezzo pesante, un impatto violento che lo ha fatto finire in una scarpata. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del SUAM 118 che ha recuperato l'uomo e trasportato al pronto soccorso di Vittorio Veneto. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Il 66enne è morto poche ore dopo l'arrivo al nosocomio. Sotto shock il guidatore del camion, che probabilmente a causa di una distrazione non è riuscito a vedere il passante e a fermarsi in tempo. Ancora in corso comunque gli accertamenti e le dinamiche dell'incidente. Ieri sera alta tragedia, questa volta a Casale sul Sile, a perdere la vita Rudy Parpinel, 39 anni, residente poco lontano dal luogo dell'incidente. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Treviso, l'uomo ha perso il controllo del suo scooter ed è finito dentro un canale in via Morea. Nessun testimone al momento del grave sinistro. A dare l'allarme alcuni automobilisti di passaggio che hanno notato il motorino ed un casco nel canale. Si sono avvicinati ed hanno visto poco distante il corpo del 39enne. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del SUAM con il supporto dell'automedica. I sanitari hanno avviato le pratiche di rianimazione, ma per il 39enne non c'è stato nulla da fare. Rudy Parpinel era molto conosciuto in città, appassionato di calcio. Lo conoscevo, altro che conoscevo, era un grande amico. Faceva parte del gruppo nostro, del gruppo amatori calcio Casale ormai da 2 anni. Un ragazzo d'oro. Viveva con la madre, ci racconta l'amico. Stava andando ad annaffiare le piante del fratello che è in vacanza. Una cosa, guarda, mi rimangono solo lacrime, ho detto guarda, non ho più parole. Guarda. Gli accertamenti dei Carabinieri hanno accertato che l'incidente è stato causato da una fuoriuscita autonoma dello scooterista. Ennesima tragedia della strada, vittima un 77enne travolto ed ucciso lungo la provinciale Valchiampo mentre in sella alla sua bici si stava dirigendo ad Arzignano. Tragedia della strada a Zermeghedo lungo la provinciale Valchiampo, anziano in sella alla sua bici è tamponato da una mini condotto da una giovane della zona. Il corpo del 77enne sfonda il parabrezza dell'auto e viene scagliato a qualche metro di distanza. Vani i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto. La vittima è Luigi Dalmaso, uomo particolarmente noto a Chiampo e dintorni con il soprannome di Conte Fiocchi, soprannome
fame dovuto, secondo quanto si racconta, ad un suo passato particolarmente agiato, a cui però fece seguito una rovinosa caduta economica che lo ridusse ad una sorta di clochard. Conosciuto e ben voluto in paese, era noto anche per il suo amore per gli animali randagi che raccoglieva ed ospitava. 13 ragazzi olandesi sono stati denunciati dai carabinieri di Bardolino per essersi azzuffati in un villaggio turistico in località Cisano di Bardolino a rientro dalla discoteca. Sono stati alcuni ospiti del villaggio a chiamare intorno alle 3 del mattino i carabinieri, che sono intervenuti con 3 pattuglie. I militari hanno faticato non poco a riportare la calma fra i giovani turisti, tutti in evidente stato di ubriachezza. Sono diversi gli interventi in questo periodo sul lago di Garda da parte dei carabinieri per episodi che vedono al centro spesso stranieri, in particolar modo giovanissimi, in preda ai fumi dell'alcol. Doveva fare una serie di commissioni, ma nonostante il caldo torrido ha lasciato i 2 cani che gli erano stati affidati chiusi in auto per quasi un'ora, multata una 39enne vicentina. Guaivano e abbaiavano in continuazione, tanto da attirare l'attenzione di una nonna con il nipotino che stava uscendo dal vicino parco giochi di via Corridoni in città a Vicenza. I 2 cagnolini erano chiusi all'interno dei rispettivi trasportini dentro una station wagon parcheggiata lungo la via sotto al sole e al caldo. Auto che, come sarà appurato, stazionava lì da quasi un'ora. L'anziana ha subito chiamato le forze dell'ordine che sono intervenute e hanno rintracciato la proprietaria dell'auto che di fatto aveva in custodia i 2 animali e aveva deciso di fare una serie di commissioni pensando di assentarsi per poco tempo. La donna è stata multata con un'ammenda di 150 euro dalla Polizia Municipale in base al regolamento comunale in tema di tutela e benessere degli animali. Ed ora spostiamoci lungo i vigneti perché da ieri sono iniziate le prime vendemmie. Caldo e siccità hanno portato con un largo anticipo alla maturazione delle uve di Pinot, una varietà che sta iniziando anche nella patria del Prosecco a fare concorrenza alla glera. No, ho mosso un palo per vedere se l'uva era matura e comincia già a cadere sotto il filare. Metodo empirico quanto efficace per determinare l'inizio della vendemmia. Qui tra San Biagio e Ponte di Piave macchine e uomini inizieranno a staccare i grappoli dalla prossima settimana. Il primo atto però va alla zona tra Oderzo e Motta, dove già ieri sono stati staccati i grappoli per 15 ettari di vitigno. Un accenno rispetto a quanto avverrà nei prossimi giorni. Presidente, è già cominciata la vendemmia? Qualcosina è cominciata, ma siamo pronti, ecco, siamo ai blocchi di partenza. I primi giorni della prossima settimana qualcuno comincerà in maniera più significativa, ma sicuro dal 21 in poi la raccolta del prodotto sarà nel suo pieno. Le prime uve ad essere staccate dai tralci sono quelle di Pinot Grigio, una varietà che inizia a fare concorrenza al Prosecco. In termini di ettari, il Triveneto, ce lo diceva l'altra sera il presidente Armani del nuovo Consorzio delle Venezie, ha triplicato negli ultimi 7 anni la sua estensione. Dai 10-11 mila ettari ci siamo posizionati in una estensione di 32 mila ettari circa, una varietà che sposa il gusto internazionale, però sappiamo che non il nostro, perché per oltre il 70% va all'estero. E stando a questi grappoli, l'annata 2017 promette davvero bene. Nonostante un insieme di fattori climatici, dal gelo a 4 grandinate in successione, a raffiche di vento che i vigneti sempre in disordine, alla siccità che sto irrigando, c'è stato un riassunto di eventi climatici che tutto sommato la qualità dell'uva è bella. Che significa un buon ritorno economico. L'uva Prosecco verrà contrattualizzata sopra l'euro al chilo. Il prezzo del Pinot Grigio noi non sappiamo ancora quale sarà, ma si assisterà a qualche 20-30 centesimi al di sotto del Prosecco. È una questione che comunque fluttua di anno in anno e sicuramente la congiuntura positiva del Prosecco lo rende assolutamente la varietà più pagata. Un evento per Sant'Andrea di Campo d'Arsego. All'alba è stato spostato il capitello dedicato alla Madonna del Rosario, imbragato e caricato su una gru da via Bassa, d'ora in poi la sua nuova sede sarà davanti alla chiesa.
Dopo anni di attesa, l'alba del 10 agosto 2017 resterà una data indimenticabile per la frazione di Sant'Andrea di Campodarsego. Sono passati da pochi minuti le 7 quando gli operai incaricati dalla provincia al lavoro sotto gli occhi attenti della soprintendenza caricano con cura e delicatezza il capitello votivo dedicato alla Madonna del Rosario. È uno dei più antichi del territorio, ma la sua posizione originaria, all'angolo tra via Bassa e via Caltana, rappresentava un pericolo per la viabilità. 1886 riporta la data incisa sul basamento della statua in pietra che raffigura la Vergine del Rosario, anche se è di 11 anni dopo, 1897, l'inserimento nel catasto italiano, al centro di un trivio di strade. Imbragato con cura, il capitello viene alla fine caricato su un auto articolato dal braccio meccanico di una gru e inizia il suo pellegrinaggio per le vie del paese sotto gli occhi del parroco di Sant'Andrea, delle autorità e di tanti cittadini. Spostamento monolitico, questo è il nome dell'operazione, che costerà alla provincia di Padova e al comune di Campodarsego 86.600 euro. Adesso il capitello si trova nella sua nuova sede, in un angolo della piazza di fianco alla scuola dell'infanzia e alla chiesa di Sant'Andrea. Ancora un incrocio di vie, ancora una presenza benedicente per quanti passano lungo la strada e per gli abitanti del paese. E questa notte, tempo permettendo, in molti saranno con il naso all'insù per ammirare lo spettacolo delle stelle cadenti, le cosiddette lacrime di San Lorenzo, con gli inevitabili desideri che ognuno vorrebbe avverare. Si va da Villa dei Cedri a Valdobbiadene ad Asolo, tutti tra bollicine e stelle, ma in realtà, tempo permettendo, ovunque stanotte è soprattutto quella dei desideri. È la notte delle lacrime di San Lorenzo, ovvero delle stelle cadenti, polveri rilasciate dal passaggio di una cometa che al contatto con l'atmosfera si infiammano creando le famose scie luminose. Tecnicamente sono le Perseidi, perché le meteore si vedono nell'area della costellazione di Perseo, per un fenomeno che si ripete da sempre, tant'è che per i romani era la pioggia propizia del dio Priopo, che così fecondava i campi. Uno spettacolo che ogni anno mobilita curiosi, ma soprattutto appassionati del cielo. Così escursioni in montagna, con tanto di telescopi sullo zaino, sono annunciate sia lungo la dorsale tra il Monfenere e Cimagrappa che nell'area da Pianezze fino al Barbaria. L'importante, se si vuole gustare lo spettacolo nel suo massimo splendore, anche se quest'anno sarà dopodomani la serata clou, è trovare luoghi senza inquinamento luminoso. Poi il rito è sempre lo stesso, se possibile in dolce compagnia, una volta vista la scia, pensare intensamente al desiderio che si vorrebbe avverare. No, quale non lo dico, però sicuramente il desiderio lo esprimerò. Mi auguro di trovare il lavoro che cerco, tanta felicità e tanta salute. Vivere la vita come la sto vivendo adesso. Ma non si potrebbero dire i desideri se non si avverano. Se poi la dolce compagnia non c'è e non si ha tempo o voglia di andare in montagna, c'è sempre internet che offre il telescopio virtuale, ma attenzione, anche i desideri rimarranno tali. Del resto, se si vuole la comodità, a qualcosa bisogna pur rinunciare. Bene, siamo quasi al termine, vi ricordo la nostra trasmissione di questa sera, d'attualità 20:10, ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata a tutti. Acqua Estate, Annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi. 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è Annuale Venezia. Accesa instabilità ancora su gran parte dei settori delle nostre regioni. Il clima sarà decisamente più mite ovunque. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto in mattinata nubi con rovesci e temporali solo su Alpi e Prealpi, meglio invece altrove. In giornata però peggiora un po' ovunque con rovesci e temporali diffusi. Andrà un pochino meglio sulle basse pianure e sulle coste del Veneziano. Diamo uno sguardo anche alle temperature previste. Le massime risultano essere in lieve calo, comprese tra i 24 e i 30 gradi, minime sui 18-22 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Giornata anche qui diffusamente instabile con molte nubi, rovesci e temporali un po' ovunque, ma non mancheranno anche delle locali e temporanee schiarite.
Vediamo anche in questo caso le temperature che anche qui risultano essere in calo, massime tra i 27 e i 29 gradi, minime sui 21-23 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Nemmeno qui andrà meglio, molte nubi e piogge diffuse, anche con temporali localmente di forte intensità e per tutto l'arco della giornata. Anche qui le temperature risultano essere in generale calo, con massime attese sui 23 gradi, minime previste invece intorno ai 19 gradi circa. Il mare sarà poco mosso, localmente quasi calmo nella laguna di Venezia, i venti moderati e occidentali. Dal nostro meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Acqua Estate, Annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi. 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è Annuale Venezia.